Signore e signori, Mister Mario Da Vinci, eccolo Ciao, qua. ciao a tutti. Salve Mario. Bentrovati. Puntatona. Puttana, vieni, alzati, vieni al centro. Vengo al centro per te. Ah, no, per me. Per un pubblico che ci segue e che in questa puntata ci seguirà, secondo me, un pubblico di parte femminile. Perché dedichiamo la puntata, dillo tu a chi ha. È una grande artista che si affacciava alla ribalta dopo aver avuto un grandissimo successo con il pallone. Passo la palla a te. E io la paro come faceva lui, perché parliamo di Julio Iglesias. Julio Iglesias, eccolo qua. Ecco, l'hai detto, sì, portiere affermato, secondo portiere del Real Madrid. Il Real Madrid, sì, la grande squadra spagnola, poi un infortunio che forse fece la sua fortuna, anzi sicuramente fece la sua fortuna, perché cominciò a cantare il signor Julio Iglesias, che devo dire ti somiglia un po', ti somiglia per l'eleganza che lui portava in scena come te, ma per l'eleganza sì, poi non lo so. No, ma anche per un'altra cosa che ti accomuna, il fatto che Julio Iglesias adesso ha un figlio, Enrique Iglesias, che ha un grandissimo successo. Sì, sta vendendo milioni di dischi anche lui. E come te hai un figlio che è Sal, che sta avendo un grandissimo successo. E quindi veramente ce n'ho due in sintonia teatrale e musicale. Su questo hai battuto Sal che Gino Da Vinci. Su questo hai battuto Julio Iglesias, per restare in termini calcistici, 2-1. Perché... 2-1, è chiaro. Allora, facciamo una cosa, cominciamo subito, dicevo, questa puntata che secondo me avremo un pubblico molto femminile, perché poi questo Iglesias quando cantava era molto romantico, vero Mario? Cioè aveva queste movenze, queste mosse molto sensuali che le donne impazzivano. Diciamo lui c'ha il sangue caliente, perché sì, quando calienta il sole, questo sangue spagnolo, questo sangue napoletano si mischia e diventa una cosa. E allora facciamo così, cominciamo con Pensami, canzone incredibile, comincia a cantarla Mister Julio Iglesias e poi Mister Mario Da Vinci a seguire. Prego regia. Se nessuno crede ancora che io amore, è perché non mi ha mai visto innamorato. Io ti giuro che io stesso mi sorprendo di come d'improvviso sono cambiato. Pur di stare vicino a te farei passie e vorrei poter fermare i tuoi pensieri, quei silenzi misti di malinconia mi fanno sentire geloso di chi non ami più. Pensami, canto tanto intensamente con il corpo e con la mente, come se io fossi lì. Guardami con quegli occhi azzurro mare che mi sanno anche ingannare, ma mi piaci anche così. Sognami con la forza di un amante che è lontana e non distante, ma che arriva dentro qui. Baciami, bacia tutta la mia pelle, si può arrivare alle stelle dicendo un semplice sì. Ma che romantico questo Iglesias, che romantico
Mario Da Vinci in questa canzone. Senti, ma secondo te come te lo spieghi poi questo successo di Julio Iglesias con questo suo modo di cantare anche molto strano, no? Molto, cioè a livello di voce, ecco, tu che sei un cantante dalle grandi capacità vocali. No, lui diciamo, in gergo napoletano è un cesellatore della canzone, c'è una voce idilliaca che arriva nel cuore di tanta gente. Poi è un bell'uomo, certo. Oltretutto delle musiche fatte tutte nostrane, perché poi diciamo la verità, la Begin nasce proprio attraverso la musica mediterranea, sai come che tipo di begin to begin, ecco. Cioè, quindi è vero, è molto se cose ritmate fatte in un certo modo. Allora lui arriva senza gridare, senza strafare, e arriva nei cuori di tanti innamorati. Senti, ma in quegli anni era il cantante per gli innamorati, è il cantante ancora degli innamorati. Sì, ancora. Io un paio d'anni fa credo abbia fatto un concerto ad Ischia. Al Negombo, e c'era tantissima gente perché poi era da tempo che mancava anche in Italia, però in quegli anni veramente ne sfornava di successi uno dietro l'altro. Abbiamo sentito questo Pensami, un altro che sentiamo adesso è Sono un pirata, sono un signore. Io lanciavo proprio negli anni, nel 79 lanciavo una canzone molto bella che era Vasami ancora, ecco. Vasami ancora che mi piace assai. Insomma, è molto bello. Non mi lascia, non parlare, non dirmi niente, non sciupare in questo momento, si motria, mi abbraccia a me. Quindi possiamo dire che in Italia, qua a Napoli, il corrispettivo di Julio Iglesias è Mario Da Vinci. Sotto questo punto di vista lo possiamo dire. E allora ci ascoltiamo Sono un pirata, sono un signore. Ah, bello. Questa Bellissimo. canzone che tanto faceva soffrire le donne, perché lui faceva soffrire le donne, come chissà faceva soffrire le donne anche mister Mario Da Vinci, che però non diciamo nulla, anzi approfittiamo come spesso facciamo per salutare la signora Nina che è in ascolto. Anche da parte mia, ovviamente. E allora, era un pirata ed era un signore, non lo so se è pirata, ma è un grande signore, Mario Da Vinci. A volte sono un bastardo e a volte un buono, a volte non so neppure come io sono. Mi piace qualunque cosa che è proibita, ma vivo di cose semplici, vivo la vita. Ho avuto tante donne che mi han capito e altre che in malafede mi han ferito. Ma è arrivato giusto per me il momento per dire come io sono, come io sento. Ti dirò, in presto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Ti dirò, amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore. C'è chi mi dice adesso che son più uomo e laddove condannavo oggi perdono. Non vado a un appuntamento senza un fiore, ma non confondo il sesso con l'amore. Non vado a un appuntamento senza un fiore, ma non confondo il sesso con l'amore. Ti dirò, in presto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Ti dirò, amo la luna
pirata ed un signore professionista nell'amore. Ti dirò, ti presto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Ti dirò, amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore professionista. Julio Iglesias, ma qui Mario Da Vinci, puntata dedicata a questo artista Ma perché spagnolo. sono un pirata o un signore? No, Lo chiedo a te. No, a me che tu possa essere un pirata non me ne frega. L'importante, e so per certo perché ti conosco da tempo, che sei un grande signore. Signore sia della canzone che nella vita. Prima nella vita, ovviamente, perché bisogna essere artisti prima nella vita, altrimenti certo. non si può essere artisti. Con grande umiltà, ovviamente. Assolutamente. E lo si vede, perché dopo tanti anni di storia che hai fatto sei sempre pronto a metterti in gioco, sempre. Sempre, Questo- sempre. E questo è il tuo segreto. Mai dire mai. Mai dire Che mai. detto così, Lo vestito- dico anche a te, che sei un grande artista. Grazie. Detto così, vestito così, mai dire mai, mi ricorda 007. È un sì. film. Sean Connery. Ecco, Sean Connery è messo anche in questa posizione. Ma noi stiamo parlando di Julio Iglesias e qua veramente si va proprio in un romanticismo dove io ricordo ero ragazzino in quegli anni e ovviamente ero troppo piccolo per capire, come dire, perché le donne avevano, come dire, questi cedimenti di fronte a quest'uomo. Qua c'è una canzone che si chiama Abbracciami, Bella, che lui diceva abbracciami, Abbracciami. abbracciami. È spagnolo, è vero? Abbracciami. E allora noi ce l'ascoltiamo invece in italiano, che lui ha fatto anche la versione spagnola ovviamente, con delle immagini sotto che scorreranno, che faranno intendere veramente quanto è importante alle volte un abbraccio. E noi abbracciamo idealmente il pubblico che ci sta seguendo da casa con la voce di Mario Da Vinci. Abbracciami, c'è poco da capire, solo abbracciami. Un'ora può valere molto se ci dà felicità. Abbracciami, le cose belle, quelle che ti piacciono. Se non le aspetti poi le trovi lì. Abbracciami. Abbracciami e lascia che il tuo corpo voli libero. Mi sembra di conoscerti da un secolo. Il resto conta poco, forse no. Abbracciami e getta al mare al vento l'inquietudine. Parlare dopo tanta solitudine. Io le parole giuste non le so. Abbracciami, c'è poco da capire, solo abbracciami. La voglia che mi prende e mi sale su, me la dai tu. Abbracciami, la notte di segreti non ne ha. Il sole è alto ormai sulla città. Abbracciami.
lascia che il tuo corpo voli libero, mi sembra di conoscerti da un secolo, il resto conta poco, forse no. Abbracciami e getta al mare, al vento l'inquietudine, parlare dopo tanta solitudine, io le parole giuste non le so. Abbracciami, abbracciami, io le parole giuste non le so. E ti abbracciamo, Mario, ti abbracciamo perché lo meriti. Merita la tua voce, merita la tua persona di essere abbracciato idealmente da questo pubblico che ci segue. Abbracciami, io le parole giuste non le so. so. Bellissimo. Devo dire che però, tutto sommato, io un po' è stato dalla critica in quegli anni trattato un po' male forse Iglesias, no? Veniva considerato un po' un cantante leggero, però dai, le canzoni avevano... Questo ha stravolto Sì. il mondo intero attraverso le sue interpretazioni. Sì, sì, sì. E lo fa ancora, perché magari in Italia noi non lo vediamo, ma lui canta a Las Vegas, Sì, Los come no. Angeles, Hollywood. Lui gira il mondo, è un cantante internazionale. Sì, in quegli anni dove appunto, parlo degli anni '80, aveva grandissimo successo Julio Iglesias, appunto in quegli anni, parliamo quindi degli anni '80, circa un 35 anni fa, no? Sì, 30-35. Io Lui credo si che... affacciava verso il 78, 79, 79 in alla quegli ribalta internazionale. Diciamo che, voglio dire che ci sono oggi, secondo me, tantissime donne che portano il nome di una canzone di Julio Iglesias, che forse i genitori appunto si erano innamorati per questa canzone, parlo di Manuela. Ah, bellissimo. No? Quindi tantissime sono le donne oggi trentenni, 35 anni che portano e si chiamano Manuela proprio per questa canzone. Questa canzone che noi ci sentiamo, se l'ascoltiamo, ovviamente cantata da te, però attenzione Mario, perché su questa canzone è pronto il duetto con Julio Iglesias. Se di notte voglio amore c'è una sola donna che lo fa, Manuela. La sua vita è in una stanza dove l'innocenza non entrò, Manuela. Lei non dice mai parole, odia il vento e il sole, è così, Manuela. Occhi grandi come il mare, prendere o lasciare, questo è lei, Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré a Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de sus besos y ese amor inmenso que me da Manuela. E così la mia avventura, a principio un gioco, ora è lei, Manuela. Sono vivo, solo penso, solo so che esisto, se c'è lei, Manuela.
se mi dà un appuntamento io non penso ad altro perché lei, Manuela, è una parte d'infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà. È una parte d'infinito, perché solo io ho capito l'importanza dei suoi baci e l'amore immenso che mi dà, Manuela. Manuela, a Napoli dici ma Manuela a volte. Allora, mi fai, signor Mario Da Vinci, mi fa una posa alla Iglesias? Lui metteva la mano sul cuore così. Però tu così invece Io da invece napoletano... la metto così sul cuore, lo prendo proprio in mano e lo do al mio pubblico. No, messa come l'hai messa prima, la mano sembrava più invece a guappo che si mette il pollice sotto l'ascella. È così. Senti, no, veramente, però è imbattibile. Iglesias, Così, il cuore glielo do al pubblico. lo diamo a questo pubblico in questa puntata veramente romantica. E qua dobbiamo chiudere, anche se noi lasciamo la puntata, ma però voglio dire, se lasciamo non vale. Se lasciamo non vale perché ci sono altre puntate. Chiaro, se no il titolo non è adeguato. E noi cantiamo Se mi lasci non vale, e qua vi voglio, dico al pubblico, sfidare e vedere Mario Da Vinci che canta e Julio Iglesias che lo doppia. È lui, Julio Iglesias, che cerca di stare al passo di Mario Da Vinci. Cosa mi combini? È bellissimo. Vi Ecco. posso assicurare che io non so cosa succede no. ogni qualvolta vado in scena con questo Lino D'Angiò, che io voglio bene perché è un grande artista. No, è vero, no, lo ammetto, lui è all'oscuro un po' di quello che prepariamo, viene qua e dice... È più bello, che le cose si fanno così, è più così. bello. La televisione secondo me... C'è l'emozione, ma cosa succede? È vero, la televisione deve essere freschezza Viva. e realtà, non finzione. Allora, ci ascoltiamo quest'ultimo brano e poi ci salutiamo per questa puntata dedicata a Julio Iglesias. La canzone è Se mi lasci non vale. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. E tu senza dir niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribella, ma quando t'arrabbi sei ancora più bella. E così su due piedi io sarei liquidato, ma vittima sai di un bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce a metà, per 5 minuti e non eri più qua. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne ho fatti, di colpe ne ho, ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andar via, ma saper ritornare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, non ti sembra un po' caro il prezzo che adesso io sto per pagare? Se mi lasci non
se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. E invece purtroppo dobbiamo lasciarvi. Sì, è arrivato l'ora di lasciare per il momento questo stupendo pubblico. Ma perché ci saranno ancora tantissime sorprese. Quante ancora ne dobbiamo cantare? Stiamo preparando qualche cosa ancora di importante con il caro Lino D'Angiò. Bene, noi aspettiamo sempre suggerimenti, qualora voi lo vogliate suggerirci qualche artista a cui Mario sicuramente avrà cantato, perché ripeto, Mario ha cantato tutto il mondo della canzone, dall'americano, dall'italiano, dal napoletano ovviamente, dalle non sceneggiate. scopriamo le carte, no. Scopriamo perché piano, ci saranno delle cose stupende ancora. Anzi, voglio dire una cosa, perché sono in vendita questi miei DVD, CD, che di recente vanno in circolazione in tutti i negozi. Sono stati... Basta chiedere Mario Da Vinci canta Iglesias, basta chiedere Mario Da Vinci canta Modugno, basta chiedere Mario Da Vinci canta Villa e tanti altri. È vero, è vero. E sicuramente questo, credetemi, poi magari forse può anche darsi che queste puntate le raccoglieremo in una raccolta di DVD che è già in programma. Che forse questa potrebbe essere una bella collezione da tenere in casa, perché attraverso la voce di Mario noi stiamo parlando veramente della cultura musicale napoletana, italiana, americana e non solo. Allora, salutiamo il pubblico, il sottoscritto ringrazio ovviamente la regia, ma ringrazio soprattutto Mario Da Vinci per la sua bellissima voce e per i suoi fantastici racconti che in ogni puntata ci regala. Ciao Mario. Io ringrazio ancora te, la regia e tutti coloro che stanno collaborando con noi per queste meravigliose trasmissioni. Grazie a tutti. Signore e signori, ciao.